Noi eravamo coscienti del fatto che l'assemblea probabilmente sarebbe andata come è andata, perché questa è una realtà molto complicata con una miriade di impianti produttivi sparsi nel territorio, parecchie aziende partecipate dal gruppo Grigolin e quindi mettere assieme i lavoratori è veramente molto difficile. I sindacati e nessun operaio all'assemblea indetta dopo la morte di Pioggiaretta. Delusione davanti al sito produttivo dove il 31 maggio l'uomo è precipitato volando giù dal parapetto dell'ex cava Siges mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione. Inutili e vani i soccorsi. Un operaio esperto, Pioggiaretta, che al momento dell'incidente indossava anche il caschetto di protezione. C'è delusione da parte dei sindacati per la scelta dell'azienda di non chiudere il sito durante la giornata del funerale di Giaretta. La questione morti sul lavoro in Italia è catastrofica e solo nella giornata di ieri ci sono stati 6 decessi, anche un lavoratore di Piove di Sacco della provincia di Padova, ed è veramente un'emergenza nazionale. Pioggiaretta stava per diventare nonno, la sua vita si è spezzata facendo un mestiere che conosceva bene. Con la sua morte sono arrivate a 6 le vittime del lavoro, da inizio 2023 solo nella provincia di Padova. Per i rappresentanti dei lavoratori la misura è colma. La nostra proposta è di investire nella formazione, nella sicurezza, nella cultura del lavoro fatto in un certo modo. Le aziende devono rendersi conto che questa è la priorità e senza volerlo risparmierebbero, perché queste morti sono un disastro anche per le aziende.